Buongiorno Linda, Buongiorno Paolo, le chiedo cortesemente di presentarsi. Chi è, cosa fa e dove lavora? sono Linda Picello, sono socio e amministratore della società che è di mia proprietà e lavoro appunto in impronta digitale. Grazie Linda e complimenti per il fatto di essere imprenditrice, quindi di aver fondato questa impresa. Lei è qui perché ha deciso di partecipare al progetto Job Week Veneto, promosso da Union Camere del Veneto con le Camere provinciali e il supporto scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova. E ci può cortesemente illustrare la o le posizioni che avete in mente di proporre a una persona laureata under 30, job title, conoscenze richieste o gradite, skill richieste o gradite. Prego. Abbiamo la necessità di inserire un responsabile amministrativo. La figura deve occuparsi di tutto quello che riguarda l'amministrazione aziendale quotidiana, quindi emissione dei DDT, delle fatture, delle note di credito, gestione della parte amministrativa per quanto riguarda gli agenti e diciamo le eventuali emissioni di documenti che riguardano questi aspetti. Al momento la contabilità è gestita in parte internamente all'azienda e in parte esternamente, ma la figura che stiamo cercando vorremmo che avesse una preparazione più completa in modo da poter gestire internamente più aspetti possibili. Non abbiamo esigenze di preparazioni particolari, se non appunto quella amministrativa, però siamo un'azienda giovane composta da un team under 35, quindi vogliamo essere una persona che sia giovane, smart e che abbia volontà di imparare, di sentirsi in parte di una squadra. Quindi c'è una necessità di avere un alto spirito collaborativo, partecipazione al lavoro di squadra insieme ai colleghi e voglia di imparare anche sempre qualcosa di nuovo, visto che l'azienda è in crescita. Quindi noi sappiamo quello che stiamo facendo adesso, ma può darsi che le competenze vadano integrate in futuro. Grazie Linda. E potremmo dire però che una provenienza dall'ambito economico, politico, sociale o giurisprudenza è quello che cercate? È il bacino privilegiato di reclutamento? Certo, sì, possiamo dire di sì. Bene, e lo immaginavo dalla descrizione. E ci dica qualcosa in più su impronta digitale, la sua creatura Allora, imprenditoriale. Impronta Digitale nasce nel 2013, principalmente di etichette adesive in bobina, quindi è una parte del packaging che spesso viene sottovalutata perché è considerata scontata, ma in realtà è una parte fondamentale per i nostri clienti in quanto non c'è nessuna confezione di pasta fresca che possa essere venduta se non ci sono gli ingredienti o il marchio del cliente. Siamo un'azienda che è cresciuta moltissimo negli ultimi anni. Adesso siamo in 15, facciamo 4 milioni di euro di fatturato e abbiamo una costante crescita che varia dal 12 al 18%, sia di fatturato che di utile. Inseriamo costantemente macchinari nuovi perché siamo particolarmente volti al miglioramento tecnologico. Crediamo molto che per offrire un miglior prodotto e un miglior servizio al cliente sia necessaria l'introduzione costante di innovazione e cerchiamo di dare quel plus in più che riguarda il servizio, quindi non vendiamo solamente il prodotto in quanto tale, che ha un valore economico molto piccolo, ma vendiamo un servizio a un cliente che ha la necessità di sopperire a un'urgenza o di sostituire della merce sbagliata e ha magari poche ore per poterlo fare. Dal punto di vista di innovazione abbiamo anche inserito un sito di e-commerce che è partito da pochi mesi, quindi anche sotto questo aspetto ci stiamo cercando di stare al passo con la digitalizzazione in modo che sia tutto più automatico possibile. Bene, grazie Linda e complimenti anche, complimenti, complimenti sinceri. E supponiamo che io sia interessato a questo job, che anche la descrizione dell'azienda sia appealing, mi dia un paio di buone motivazioni per le quali dovrei candidarmi per questa posizione proprio presso la sua azienda.
Allora, la motivazione principale è che siamo un'azienda in crescita. Crediamo molto nel mercato in evoluzione. Siamo un'entità che segue un po' il flusso, che segue una cosa fluida, quindi non siamo statici nelle nostre posizioni, ma siamo molto aperti ai cambiamenti, alle introduzioni e alle nuove idee. E il secondo aspetto è che siamo come dicevo prima, una squadra molto giovane, siamo tutti più o meno coetanei, perché i nostri ragazzi vanno dai 18 ai 35 anni circa, e quindi cerchiamo di creare un clima di lavoro che non sia un ambiente in cui uno si senta un numero, ma si senta una persona, parte della squadra, in cui può introdurre le proprie idee ed è reso partecipe delle decisioni che vengono prese dalla direzione. Grazie Linda anche per queste buone ragioni per candidarmi, perché una persona si candidi nella sua azienda. Grazie anche per aver partecipato al progetto Job Week Veneto e buon lavoro. Grazie a lei Paolo e buon lavoro.